Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Inizieranno alle 14 le operazioni di spoglio per le elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia. In regione l'affluenza è stata bassa, poco più del 50%. 33 i comuni interessati, 8 dei quali con un unico candidato, solo uno, Vito D'Asio. Il quorum non è stato raggiunto e Telefriuli sarà in diretta a partire dalle 14 per seguire gli scrutini con ospiti in studio e collegamenti dal territorio. Solo un cittadino su due tra quelli chiamati al voto domenica 12 giugno per le elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia si è recato alle urne. L'affluenza definitiva si è attestata al 50,8%. Sono 111.835 su un totale di aventi diritto di 220.292 i cittadini che si sono recati ai seggi per l'elezione del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali di 33 municipi. L'affluenza segna un calo del 5% rispetto al 55,4% di 5 anni fa, quando gli enti interessati dal voto erano 27. Proprio l'affluenza consegna i primi verdetti. Il quorum è stato raggiunto in 7 degli 8 comuni al voto in cui si è presentato un unico candidato sindaco. L'assenteismo ha vinto a Vito D'Asio, dove ora si prospetta il commissariamento, non essendo stata raggiunta la soglia del 50% più 1 dei votanti. Ci si è fermati al 19%. Quorum raggiunto invece a Montenars, Preone, Savogna, Artaterme, Cimolais, Sagrado e Sutrio. L'ufficialità si avrà comunque solo al termine delle operazioni di spoglio che inizieranno alle 14 e che Telefriuli seguirà in diretta a partire dalla stessa ora. Per quanto riguarda la provincia di Udine, a Montenars Claudio Sandruvi si avvia a indossare la fascia tricolore per la terza volta. A Preone il nuovo sindaco sarà l'assessore uscente Andrea Martinis, già primo cittadino dal 2007 al 2017. Anche ad Artaterme è un assessore uscente ad attendere l'ufficialità dell'elezione a sindaco. Si tratta di Andrea Faccin. Quorum raggiunto anche a Sutrio, dove il candidato unico è il sindaco uscente Manlio Mattia. Sfida vinta a Savogna da Tatiana Bragalini, della cui squadra fa parte il sindaco uscente. In provincia di Gorizia ha battuto l'assenteismo il sindaco uscente di Sagrado e candidato unico Marco Vittori. Per quanto riguarda la provincia di Pordenone, quorum raggiunto e riconferma per il primo cittadino uscente di Cimolais, Davide Protti. Vito D'Asio invece va verso il commissariamento. Sarà necessario attendere le operazioni di spoglio per conoscere l'esito della tornata elettorale negli altri comuni al voto in Friuli Venezia Giulia. A Gorizia, unico capoluogo al voto, l'affluenza è stata del 51% contro il 57,9% di 5 anni fa. Nel capoluogo isontino e in altri 3 comuni con più di 15.000 abitanti si potrebbe andare al ballottaggio il 26 giugno. Oltre a Gorizia sono Monfalcone, dove l'affluenza è stata del 52%, Codroipo, dove ha votato il 50% degli aventi diritto, e Azzano Decimo, che ha raggiunto il 55%. Il comune della regione che ha registrato la più alta affluenza alle urne per le amministrative è stato Lignano Sabbiadoro con il 61%, fanalino di coda Vito D'Asio con il 19%. Tra le sfide più attese, quelle che riguardano Gorizia, Monfalcone e Codroipo, Lignano Sabbiadoro, Tolmezzo, Tarvisio, Azzano Decimo. Nulla da fare a Vito D'Asio per il candidato sindaco Luciano Cedolin, che correva da solo contro il quorum che non è stato raggiunto. Il comune ora sarà commissariato, dispiace, abbiamo fatto il massimo, dice il candidato, non volevo fare una lista civetta, sarà ora ordinaria amministrazione per un anno. A Vito D'Asio arriverà il commissario. Nel piccolo comune pordenonese che vedeva un unico candidato sindaco non è stato raggiunto il quorum. Dopo la fine dell'era gerometta, in corsa c'era l'assessore Luciano Cedolin, geometra 65enne, ma per pochi voti non è riuscito ad essere eletto. Io innanzitutto sono sereno perché tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Ci dispiace che per chi non è andato a votare magari forse l'avrebbe fatto, ma delle pressioni gli hanno impedito di andare a votare. A votare sono stati in 274 a fronte di 1426 elettori, con l'affluenza che si è fermata al 19%. Io sinceramente non mi sentivo di fare una lista civetta perché secondo me era un po' prendere in giro la gente. Ora arriverà il commissario, almeno fino alla prossima tornata elettorale, un problema secondo Cedolin. Con tutta la buona volontà che può essere la persona più brava di questo mondo, non fa altro che fare la normale amministrazione. I nostri uffici adesso sono dimezzati perché non abbiamo nessuno all'ufficio tecnico, non abbiamo nessuno in segreteria
le cose sono un po' più complicate. Ma c'erano a disposizione tanti fondi per realizzare dei progetti in cui una buona parte avevamo fatto anche già le progettazioni che si fermeranno. Purtroppo è un peccato, ma è così. Claudio Sandruvi è sindaco di Montenars. Già alle 19 di ieri sera il numero dei votanti aveva raggiunto la metà più uno degli elettori del suo paese, si avvia al terzo mandato, ma ora tifa per la figlia Laura Sandruvi, candidata a Pagnacco. Se riuscisse a vincere, dice il primo cittadino, sarebbe la prima volta da papà e figlia sindaci nello stesso periodo. Claudio Sandruvi è il sindaco di Montenars, ha raggiunto il quorum, era candidato unico qui come alla carica di sindaco. Innanzitutto complimenti, si aspettava questo risultato? Beh, intanto grazie dei complimenti che non fanno mai male. Dio, quando una comunità ti premia dandoti il voto, credo che per un amministratore come me, tra l'altro, che ha un po' di anni di esperienza, sia la più bella cosa, perché non è sempre facile avere la positività della gente. Avere il 70% ieri sera alle 11 mi ha dato veramente la tranquillità. Io bastava che avessi il 50 più 1, ma dobbiamo aspettare lo spoglio, perché potrebbero esserci anche qualche scheda bianca. Ecco, io devo prendere il 50 più 1 di voti, ma credo che ce la farò. Ecco, ma consentimi, oggi sono un po', diciamo, orientato per mia figlia. Per caso mia figlia corre a Pagnacco, sì. E sarebbe veramente un piacere enorme per me poter essere oggi sindaco di Montenars e lei sindaco di Pagnacco. Gli faccio quell'augurio lì. In tutto il paese, in tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia, ieri i cittadini sono stati chiamati ad esprimersi anche sui 5 quesiti referendari sulla giustizia. Non è stato raggiunto il quorum necessario alla validazione del risultato. Nella nostra regione si è recato ai seggi per il referendum il 26% degli elettori contro la media nazionale del 20,9%. L'affluenza registrata in Friuli Venezia Giulia è la seconda più alta in Italia, assieme a quella del Veneto, dopo la Liguria, è arrivata al 28%. Il percorso per l'indizione del referendum era stato avviato con le richieste dei consigli regionali di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Basilicata, Liguria, Piemonte, Sardegna, Umbria e Sicilia. Chiunque ieri si sia recato a votare ha avuto la percezione di un'affluenza certamente non elevata. Si è votato soprattutto per le amministrative, ma non è mancato chi si è fatto consegnare solo le schede per le comunali e non quelle per i 5 quesiti referendari. Sentiamo le testimonianze raccolte a Tricesimo, dove i cittadini si sono recati alle urne sia per le amministrative che per il referendum. Qui a Tricesimo la signora ha appena votato, convinta, è un suo dovere, lo ha esercitato. Sì, è un mio dovere, l'ho esercitato, bene o male che sia, bisogna farlo. Se ci credi lo fai. Inutile che tu ti stai a lamentare, non funziona, non va, è assurdo. Del referendum non so del mestiere, non capisco niente. Quindi lei ha votato per le comunali? Ho votato per tutti, ma... Certo che è un diritto, sì, e quindi si vota. Quindi si vota referendum e comunali? Certo, senza ombra di dubbio. Comunque bravo che ha portato anche la mamma. Addio, ma l'abbiamo sempre votato, si vota sempre e basta, è un diritto e c'è chi ha dato la vita per questo, quindi non si rinuncia. Finché non ci tolgono il diritto di voto. Ha visto dentro tanta affluenza, c'è tanta gente? No, purtroppo no, anche a livello nazionale c'è pochissima affluenza. Viene a votare convinta? Abbastanza, dico la verità, tanto non cambia niente, gira, veniamo a votare, però l'unica cosa che sono venuta è per il via del sindaco, quello sì, sono sicura. Per il referendum? Ecco, lì è un punto dolente perché, come ripeto, non è sicuramente, secondo me non cambierà niente. Lei principalmente per le comunali o comunque anche per il referendum? Per tutto, anche se sul referendum no. Allora guardi, per me diciamo il referendum è una cosa troppo tecnica, perciò io sono un po' titubante, lo voto, non si raggiungerà il quorum, comunque per me è troppo tecnica. Siamo venuti a votare perché è il nostro diritto, almeno quello, speriamo che nessuno ce lo tolga, abbiamo solo quello più. Quindi siete venuti a votare per il sindaco e anche per il referendum? Certo, certo. Vi siete informati bene? Certo, al giorno d'oggi bisogna sempre tenersi aggiornati, se no ci fregano sempre.
Qui a Tricesimo come sta andando l'affluenza? Penso che rispetto alla media nazionale sia più alta, ma perché ci sono le amministrative, e basta, siamo intorno al 20%, ecco. Infatti sono quelle che trainano, ma c'è anche gente che si è rifiutata di prendere le schede per il referendum. Vengono solo per votare il sindaco e si sono rifiutati di votare per il referendum. Sì. In percentuale quanto? E siamo sul 1 su 5 che si rifiuta di votare per il referendum, sì. Festeggerà al Teatro Nuovo Giovanni da Udine i suoi 35 anni la Gesteco, prima azienda del gruppo Luci. In programma al Teatrone c'è un concerto a scopo benefico. Per i 35 anni di vita, la Gesteco, prima azienda del gruppo Luci, non chiede regali, ma ne fa. Infatti il grande concerto organizzato al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per il 16 giugno vedrà come primo grande beneficiario l'Andos, l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Tutto il ricavato della serata infatti andrà all'associazione per sostenere le attività benefiche della sezione udinese. Sul palco ci sarà il Free Voices Choir, una realtà corale di origini friulane ma conosciuta a livello nazionale e internazionale proprio come la Gesteco del presidente Adriano Luci. Dobbiamo e vogliamo avere un'attenzione particolare alla sostenibilità, ha commentato Luci. Prima di essere operatori del settore siamo persone e cittadini del mondo. Il biglietto di 12 euro si può acquistare sui circuiti online e direttamente nella biglietteria del Teatrone. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.